Animata e in alcune battute anche scontrosa seduta del Consiglio Comunale di Favara, riunitosi ieri sera in sessione ordinaria, convocato dalla Presidente Miriam Mignemi. Ad animare la discussione lo scontro con toni accesi, e non è la prima volta, tra il consigliere comunale d'opposizione Giuseppe Lendini e il sindaco Antonio Palumbo. Un batti e ribatti con accuse e contraccuse che hanno per alcuni aspetti travalicato il normale scontro politico. Ad innescare l'accesa discussione le accuse di ritardo formulate con una interrogazione e la presentazione anche di una mozione per stigmatizzare il ritardo nella pubblicazione di appositi bandi per la concessione in uso ed in gestione delle aree e ville comunali adibite a verde pubblico. Era stata la consigliere Miriam Indelicato, dello stesso gruppo consiliare di Lentini, a chiedere il prelievo dei punti 7 e 10 dell'ordine del giorno, che erano relativi proprio ad una interrogazione urgente presentata dalla stessa Indelicato e una mozione consiliare presentata con altri consiglieri, aventi per oggetto proprio la mancata pubblicazione dei bandi per la concessione in uso e gestione delle ville comunali. La divergenza di vedute e le diverse posizioni si sono subito trasformate in accuse con botta e risposta tra Lendini e Palumbo. Dal punto di vista amministrativo, il Consiglio Comunale ha approvato con 3 voti favorevoli dei soli consiglieri di maggioranza e l'astensione o la momentanea uscita dall'Aula dei consiglieri di opposizione della legittimità di 2 debiti fuori bilancio sui quali gravavano anche decreti ingiuntivi da parte dei creditori. La seduta si è poi arenata sulla discussione sul punto relativo all'approvazione del prospetto delle aliquote IMU generato dal federalismo fiscale, per le quali l'amministrazione comunale chiede la conferma delle aliquote IMU fissate con la deliberazione del Consiglio Comunale dell'ottobre del 2020. Qui è caduto il numero legale, essendo presenti in aula solo 12 consiglieri su 24. Stessa sorte all'appello chiamato dalla Presidente a distanza di un'ora, con la presenza di soli 3 consiglieri, con la seduta che veniva aggiornata alle 24 ore, ovvero alle 18:30 di questa sera.